Premio Moto Guzzi Club Cesena, prova più interessante dal punto di vista tecnico della serata, una categoria BC sul miglio. 7 al via, 1 Tempest Treb, Tommaso Di Lorenzo, 2 Umbral Ferm, Afrem Schmidra, 3 Veleno d'Amore, Marco Stefani, 4 Vittoria Gar, Walter D'Ambrogio, 5 Usque DL, Francesco Tufano, 6 Tarantella Ferma, Ale Raspante. In seconda fila 7 Speciales, Andrea Vitagliano. Si ritrae Tarantella Ferma, l'errore di Tempest Treb, stacco della macchina con Veleno d'Amore che scende alla corda avanti a Umbral Ferma, largo numero Vittoria 1 Gar. Tempest Treb La squalifica coglie squalificato. Tempest Treb. Veleno d'Amore battistrada con un lancio veloce in 14 ma fatto con gradualità. Guida avanti alla coppia composta da Umbral Ferma e Vittoria Gar, quindi Speciales, ancora Tarantella Ferm lungo i birilli, al largo Usque DL. Cerca un posto in corda Vittoria Gar, glielo dà Speciales che perde un po' di tempo però per aggirarlo, visto che rimane di fuori Vittoria Gar e così si deve fare una terza ruota gratis solo per traffico. E intanto davanti Veleno d'Amore spara 600 in 43,1, prova a parcheggiare Speciales dopo aver strappato per aggirare Vittoria Gar che è andata dietro Umbral Ferm. Davanti alle tribune Veleno d'Amore che non ammette alternative, 29,1 di secondo parziale dopo il 28,2 del primo quarto, fa 57 appena abbondante per gli 800 metri iniziali, mantiene 3 lunghezze di margine nei confronti di Umbral Ferm. Speciales ancora a lato di Vittoria Gar, almeno 15 metri dietro la testa al chilometro in 1,12, in vantaggio Veleno d'Amore nei confronti di Umbral Ferm e Speciales a 4,50 a conclusione. Veleno d'Amore che si mantiene in netta evidenza nei confronti di Umbral Ferm, la dritta opposta in 14,1, 28,8 e 3 quarti miglio, 1,26 1.200 in vantaggio Veleno d'Amore nei confronti di Umbral Ferm che prova a ritornare sul passo, poi Speciales che si butterà in open stretch, la retta arrivo, Veleno d'Amore inseguito da Speciales di dentro, Numero al largo da 4, Umbral Ferm, Vittoria Gar, Speciales di dentro squalificato. che rimonta Veleno d'Amore. Speciales vince la corsa che, se non è della vita, per il valore assoluto dice tutto del suo coraggio. 28,8 di là, 29,7 di qua, 1,12 spaccato. D'altronde l'11 in pista piccola vale una misura di questo tipo, neanche l'intralcio dei primi 500 metri lo può fermare Speciales. Il raddoppio da allenatore in serata per Andrea Vitagliano, il raddoppio come proprietà per Vincenzo Vitagliano, la prima per il driver campano. Non ha potuto nulla in fondo Veleno d'Amore che se l'è giocata comunque alla grande, merito a Speciales di avere avuto ragione a frusta alzata con una lunghezza in santità sul traguardo.